Saluti a tutti amigos de IATV, ben accattaus, un saluto Manu di Alessio Mura, e noi del Teatro Massimo de Castello, oggi questa chiesta de 8 des edizioni del festival Creusa de Ma, un festival che nasce in Carloforte, in Isola de Santo Pedro, e chi gustotta agatta dal logo Provinza in Castello. Cominciamo a Riseu con alcune proiezioni, sapremo estetti a sa proiezioni de Clip de Ma, sa storia in 3 minuti di questo festival, e si oggi in Castello con uno protagonista di eccezione, tutta questa edizione è dedicata su grande jazzista sardo, ma ormai conosciuto in tutto il mondo, che è Paolo Fresu. E commenti sighi di questo festival, sighi di una proiezione di suono del Clip de Ma, che è questa storia del suo festival Creusa de Ma in 3 minuti, e a seguire invece se c'è proprio il protagonista Paolo Fresu, c'è un documentario dedicato a Isso e a Daniele Di Bonaventura, che è un musicista che suona da impari a Isso, un documentario di Fabrizio Ferraro che conta di nuovo questa storia di questo che è su traballo in maggiore, un disco fatto da Daniele Di Bonaventura e Paolo Fresu. A seguidura ancora su Master Vostra Musica e su Cinema, il 6 mesi e appostisi un'altra proiezione Vino Dentro, un film di Ferdinando Vicentini Orgnani che vedi ancora una volta Paolo Fresu come protagonista, Gustato come compositori di sa colonna sonora. A Serrai Crasi, Sattovio Estivo Crasi a Mengiao, in su Cinema Odissea, torra sa clip e torra e invece Gustotta torneranno i Prati, un film di Ermanno Olmi, chi vedi ancora una volta protagonista Paolo Fresu in commenti compositori di questa colonna sonora Gustotta con Su Silenzio, un film tutto dedicato a questa che stette sa guerra manna e che sarà nelle su questa edizione del suo festival. È un attività di sicuro di grande importo, uno dei festival più mannos dedicato a sa capire dentro questa musica e su cinema, si torna a sapere prosegnandosi. Gli ospiti, i nostri musicisti, quelli che vengono a raccontarci del loro rapporto della musica per film, sono ospiti internazionali, sono italiani che famosi nel mondo, o musicisti inglesi, americani, di tutto il mondo che vengono comunque qua per raccontarci la loro esperienza. Possiamo dire che è un festival più o meno unico nel suo genere? Sì, e questo non lo diciamo noi, ce lo dicono gli esperti, nel senso che il campo della musica per cinema è poco conosciuto, poco frequentato, poco studiato e non ci sono approfondimenti, soprattutto in ambito festivaliero, magari sì nella formazione, sì, ma non in ambito festivaliero. E quindi siamo tra i pochissimi, se non gli unici, che fanno questo tipo di festival. È stato un anno molto particolare, molto travagliato, molto difficile perché non abbiamo avuto i contributi e quindi siamo stati fino all'ultimo indecisi. Abbiamo aperto molto bene all'inizio del 2014 con un concerto di Michael Nyman e con l'incontro con l'autore che ci parlava appunto della sua capacità e del suo approfondimento della musica per cinema. Poi abbiamo avuto una tappa in un festival letterario che si chiama Pazzedea, dove c'è una parte che comunque coniuga musica, cinema, immagini e creatività intorno a queste figure, e poi abbiamo deciso di fare questa appendice per chiudere il 2014 a marzo 2015, dedicando questi 2 giorni, che poi sono 3 perché c'è anche il giorno, l'apertura ieri fatta a Carloforte, che è la nostra sede diciamo originaria, storica, dedicata al rapporto di Paolo Fresu con il cinema, perché noi conosciamo Paolo Fresu come musicista, come esecutore di musica, ma non molto come compositore di musica per film. Invece lui ha fatto musica per tantissimi film, è uno che scrive colonne sonore da diversi anni. Dunque io sono molto amico e ho lavorato in diverse occasioni con Marcello Fois, e Marcello mi ha presentato Paolo nel 2000 credo a Roma, quando veniva a fare dei concerti, e nel 2002 con Marcello abbiamo scritto il primo film che abbiamo realizzato insieme, che è Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni, con Giovanna Mezzogiorno, che c'è anche in questo film tra l'altro, e ho avuto l'idea di chiedere a Paolo di fare le musiche. Non lo conoscevo, cioè lo conoscevo ai concerti, ogni tanto andavamo, e quindi è nata questa collaborazione. Poi io sono un ex musicista frustrato perché sono un chitarrista, e quindi negli anni anche il piacere proprio di lavorare con un musicista come Paolo, che ha un'apertura mentale, non è solo un musicista che fa la musica per il film, ma fa la musica in qualche modo con il film,
e noi ci siamo abituati a procedere in un modo un po' diverso diciamo dalla metodologia di lavoro di altri musicisti con cui anche ho lavorato, per carità. Però ecco, con Paolo c'è un altro tipo di procedimento, no? Di metodologia che, anche perché poi lui è molto impegnato, ha molti concerti, per cui di solito si trova un momento in cui quasi sempre il film non è ancora montato, deve essere ancora montato, quindi le musiche si fanno prima, si fanno dopo, cioè ci sono delle fasi in cui il film viene realizzato e le musiche entrano in qualche modo insomma, in modo, diciamo, come un work in progress, non vengono realizzate come fanno molti musicisti con il time code, da qui a qui, da qui a qui, entrano, cioè tutto viene, no, è tutto molto, cioè Paolo ha una grande apertura anche nel collaborare, proprio nel mettersi al servizio del film, non è solo. E poi lui, essendo anche un compositore straordinario, riesce comunque a fare dei pezzi che hanno una loro autonomia, che poi lui riutilizza magari con degli altri gruppi, per cui hanno una vita. Anche i pezzi che abbiamo fatto ad esempio per Ilaria Alpi sono stati poi riregistrati con altri gruppi. Poi comunque un film è qualcosa di corale che viene fatto da persone che hanno una grande passione anche per l'artigianato di quello che fanno. Per dirti, il direttore della fotografia, che fino a poco fa usava la pellicola, è uno dei più grandi al mondo in questo momento, che è Dante Spinotti, che ha fatto dei film come LA Confidential o L'ultimo dei Moicani e Hercules, per dire. Quindi è abituato a passare da budget enormi a dei piccoli budget come il nostro, con una grande passione, così come abbiamo fatto noi. E poi questo film, ecco, la curiosità è che è una commedia metafisica nera, in qualche modo, no? Che riprende il Faust, riprende il Maestro e Margherita, quindi ci sono anche molte passioni letterarie e cinematografiche che vengono raccontate in questo film, che vengono citate, che possono essere riconoscibili, come molte citazioni di Kubrick, per esempio, che come per quasi tutti i registi è una passione per me, e quindi insomma spero che tu riesca a vederlo. Come poco pubblico italiano purtroppo, perché il film è uscito male in Italia, ha avuto dei problemi distributivi, la Technicolor, che era il laboratorio appunto dove ha chiuso i battenti all'improvviso, siamo rimasti intrappolati per mesi, però il film uscirà per esempio in Brasile, che è una cosa abbastanza anomala per un film italiano, adesso sta andando nei festival internazionali, è stato al Festival di Miami, insomma io sono molto contento, mi sembra un bel film. La base del film era l'idea di fare un film che fosse totalmente immerso nella musica e si mettesse in ascolto del lavoro, del processo. Quindi in realtà poi il film è un film anche sul vedere, sul guardare, quindi su come si produce una visione, e questo attraverso la musica. Quindi diciamo un andare un po' più a fondo anche in quella che è la creazione musicale. Sì, di solito la musica è sempre considerata come un accessorio, un tappeto che deve coprire i momenti vuoti, e in realtà ha dietro un lavoro, un processo di composizione, di studio ampio per arrivare poi a degli ottimi risultati, quindi mettere in evidenza anche il lavoro e le dinamiche che poi producono quel suono, quel risultato finale. Quindi un po' un voler ribaltare quella che è la visione della musica all'interno di una pellicola. Sì, la musica è soltanto accessoria nella pellicola e questo è un po' mortificante sia per l'immagine che per la musica stessa. E allora avevamo l'esigenza col gruppo con cui abbiamo fatto il film di andare ad indagare in realtà che cosa c'è dietro ad un'immagine e quindi come ascoltare la visione e la musica. Cosa ha significato lavorare a stretto contatto con i due musicisti, quindi seguirli passo dopo passo nella creazione di questo album? Ma allora già avevamo lavorato insieme perché facevo una piccola parte in un film che avevo girato in Francia e si intitola Penultimo paesaggio, quindi da lì poi c'è grande stima, grande amicizia e quindi abbiamo condiviso la voglia di tentare di fare questo film e capire che cosa ne venisse fuori. Soddisfatto del risultato? Sì, sì, molto, molto. Cosa significa fare cinema e fare un cinema come il tuo oggi in Italia?
Ma il problema è che fare cinema ce n'è sempre di meno, quindi quando dicono è un cinema particolare, difficile, diciamo, cioè, mi viene a dire noi facciamo cinema, il resto purtroppo un 80-90% di quello che viene visto non c'è nessun elemento cinematografico, ci sono altri elementi che hanno più a che fare con la pubblicità, la dinamica di monetizzare il tempo, così, ma non hanno niente a che vedere col cinema. Siamo sempre di meno a farlo, però ancora c'è gente che lo fa e siamo in ottima compagnia però. Creusa Demà, protagonista Paolo Fresu, bentornato, benvenuto, ben arrivato. Ho una domanda, una curiosità grandissima vedendo il film. Quanto è stato intrusivo l'occhio della telecamera nella vostra fase di registrazione? Ma in realtà per nulla, veramente era come, per noi è stato come che loro non ci fossero, perché sono stati molto bravi ad essere lontani, come dire, da noi, cioè erano presenti, ovviamente c'è un film che lo documenta, ma allo stesso tempo sono stati molto molto discreti. Io credo che questo sia stato un elemento molto importante, perché ovviamente noi stavamo registrando, stavamo, come dire, producendo della musica, stavamo lavorando ad un progetto complicato e quindi era importante che fossimo totalmente concentrati sulla musica, sia noi che anche Manfred Eicher, per cui loro hanno compreso molto bene questa cosa, quindi il racconto del film è veramente molto reale, cioè siamo noi presi in un modo estremamente discreto da una camera che è presente ma che allo stesso tempo per noi non c'è, quindi il nostro racconto è esattamente quello che abbiamo vissuto. Io devo dire sono molto contento di questo lavoro, apprezzo molto il lavoro di Ferraro e apprezzo ancora di più questo lavoro qua, ovviamente è un lavoro, come dire, complesso, difficile, proprio perché è raro che ci sia un documento di questo tipo che racconta una seduta di registrazione. In genere di un artista si sa, quando è un artista conosciuto, la propria vita pubblica, più o meno la vita privata. Se c'è un racconto di un musicista, come è stato anche per me con il film 365, è un racconto di viaggi, di concerti, di persone che stanno sui palchi, ma raramente si riesce a raccontare quello che accade in uno studio di registrazione, che ha una dinamica completamente diversa dal quotidiano. È come che il tempo si fermi, di improvviso c'è questa sorta di cappa e si sta in un luogo insonorizzato, è una cosa molto diversa. Qualche volta succede che ci siano dei film che magari raccontano un pezzettino, ma questo è proprio tutto un film che racconta una seduta di registrazione, che anzi dalla seduta di registrazione riesce a raccontare come dire, una sorta di viaggio poetico intorno al tema della musica, del viaggio, eccetera, eccetera. Per cui sono contento, perché credo che sia un aspetto che in genere si documenta poco e che manca un po' anche tra gli appassionati di musica, ecco. Siamo in compagnia di Daniele Di Bonaventura, ospite anche di Creusa Demà, questa edizione insomma dedicata come sempre alla musica, al rapporto tra musica e cinema. Siamo andati a vederci un po' il documentario e pongo anche a te la stessa domanda che ho fatto a Paolo. Quanto è stato intrusivo l'occhio della telecamera durante il lavoro di In Maggiore? Assolutamente non è stato invasivo per niente, perché poi nello studio di registrazione si sono piazzati in posizioni molto lontane. Nello studio, nel teatro, nell'auditorium della radio di Lugano, è come se non ci fossero stati. Un po' forse durante le riprese nei luoghi dove viviamo, io dove vivo, sono venuti a trovarmi, abbiamo fatto un giro, ma sono stati molto rispettosi e molto delicati. Molto discreti, diciamo. Quindi non abbiamo fatto non ci ha richiesto una particolare partecipazione da attori, ecco, come si fa di solito nel film, quindi era un po' un documento. Durante la chiacchierata si è parlato tanto, anche almeno Paolo ha citato l'importanza del ruolo del produttore per la lavorazione di questo disco, insomma il suo ruolo quasi come un terzo musicista, così possiamo definirlo. Che differenza c'è sostanzialmente tra lavorare con un produttore e lavorare senza un produttore? Beh, in questo caso con Manfred Eicher, tra l'altro è un personaggio della storia
degli ultimi 40 anni della storia del jazz contemporaneo. Ovviamente si ha davanti una persona che ha prodotto così tanta musica con grandissimi artisti e quindi lui lavorando con un produttore significa cercare di soddisfare e di andare incontro a una direzione estetica del produttore e quindi ovviamente noi e Paolo ovviamente senza perdere nessuna particolare personalità del nostro linguaggio, abbiamo cercato di seguire un po' quello che ci richiedeva, ma lui è stato anche molto discreto anche in questa situazione, ci ha soltanto diretto un po' come si fa, come un regista di solito fa con degli attori. Ecco. Questo è un anno per noi difficilissimo, il 2014, però veramente vedevo che in 8 anni siamo riusciti a portare quasi tutti i musicisti più importanti della scena musicale italiana per il cinema e anche internazionali come Michael Nyman, premi Oscar come Piovani e tanti altri. È un mio pallino perché io nasco come musicista, ho fatto poi il tecnico del suono e dalla musica e dal suono sono arrivato al cinema, quindi per me è un po' tornare a casa, unire le mie passioni che sono fondamentalmente la musica e le immagini. Mi sembrava importante proprio per la mia terra riflettere su questo aspetto che è sempre molto misterioso della musica e dei suoni nel cinema e nelle immagini, perché di solito appunto quando si parla di cinema si tende a parlare delle storie di cinema, della tecnica del cinema, mentre invece un aspetto fondamentale è proprio il suono nel cinema, sia che uno usi o non usi la musica, ma anche i suoni, la parte sonora. E poi il film nasce come spettacolo di immagini accompagnato da musica, il sonoro è arrivato veramente molto dopo, per cui l'idea di contribuire a questo, che è stato per molti anni anche il mio mestiere, quello del suono nel cinema, mi sembra che concilio le due passioni. È possibile fare un bilancio di queste prime 8 edizioni? Secondo te in che modo questo festival è riuscito ad approfondire, a descrivere il rapporto che c'è tra la musica e il cinema? Ma soprattutto negli incontri, nelle situazioni che si riescono a creare facendo riflettere un musicista e un regista in qualche modo insieme, quindi i due artefici, che è una cosa un po' rara perché di solito appunto si parla della parte testuale di un film o della parte attoriale se ci sono gli attori, invece far riflettere proprio su questo mistero che è lo sposalizio tra le musiche e il cinema, credo che questo sia il risultato maggiore anche e soprattutto per i giovani che si avvicinano al cinema, per i giovani compositori sia e per i giovani registi, perché il suono è una parte importante oramai, anzi le novità tecnologiche sono sempre più sul suono. Il Dolby a suo tempo, ma poi il 5+1, adesso l'Atmos della Dolby, per cui il suono ha accompagnato sempre le evoluzioni in qualche modo dell'immagine. E l'altra cosa è che cerchiamo sempre di fare è quella di mettere i musicisti a suonare la musica per film senza il supporto delle immagini, quindi ridando importanza alla parte fonica, diciamo, della musica, e quindi assume tutto un altro anche aspetto e significato sentire suonare la musica per il cinema come se fosse un concerto. Il live, diciamo. Esatto, perché rievoca un po' quello che è stata l'emozione di un'immagine che uno si porta dentro. Questo per i film contemporanei o quasi. Poi c'è una sezione a cui teniamo moltissimo che è proprio i film muti rimusicati dal vivo. Le sonorizzazioni in sostanza. Sonorizzazioni. E per cui negli anni abbiamo avuto veramente degli esperimenti molto, molto buoni anche con musicisti sardi come i Sikitikis eccetera, e quindi questo è interessante perché specialmente per i ragazzi più giovani o i bambini è molto raro vedere film muti musicati dal vivo, per cui questo è un aspetto che ci teniamo. L'altro aspetto a cui teniamo moltissimo è quello in qualche modo della formazione, perché comunque ci seguono dei musicisti che sono anche dei didatti come Riccardo Gianni o un critico che è un redattore di Hollywood Party che è Luca Bandirali, che approfondiscono anche la parte teorica legata alla percezione del suono eccetera. Le interviste le conducono loro, adesso sono tutti e due malati con l'influenza ma tramite Skype grazie alla tecnologia
comunque Riccardo sarà comunque con noi, insomma. In bocca al lupo per questa edizione, anzi per diciamo, l'epilogo di questa edizione del 2014 e speriamo che insomma, il 2015 sia foriero di grandi novità. Questo è un epilogo che io inseguivo già come programma quasi 2015, perché quest'anno è stato un anno molto importante per Paolo, perché questo aspetto lo si conosce molto poco di Paolo Fresu, che è il suo lavoro per le immagini. Quest'anno lui ha musicato 2 film così distanti tra loro, perché uno è il film di Olmi sulla Prima Guerra Mondiale, l'altro è il film di Vicentini Orgnani, che è una commedia. E in più al volo siamo riusciti ad avere questo documentario che è stato presentato 2 giorni fa a Parigi, che è proprio dentro il sistema compositivo, è quasi un documentario d'autore di Fabrizio Ferraro, che è un filosofo del cinema, che proprio pretende che le immagini creino qualche sensazione e quindi è proprio contro le storie. Quindi è una cosa che siamo molto orgogliosi di fare per prima, perché poi il film uscirà in aprile nelle sale, per cui è la prima proiezione italiana, quindi siamo contenti. Va benissimo, grazie, ancora in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima. E si serra da questo bello attovio, smanco voi, se si rende questo attovio con Creusa de Ma, in noi in suo Teatro Massimo, è stata sicuramente una bella manifestazione, un grande